Buongiorno, accanto a me a Cristian Sergo, Buongiorno. Coordinatore provinciale per Buongiorno. Udine del Movimento 5 Stelle, e l'avevo visto poco fa, dovremmo averlo in videocollegamento. Do subito il buongiorno, appena sarà possibile, a Roberto Novelli, consigliere regionale di Forza Italia. Allora, abbiamo anche il tema sicurezza, le polemiche sulla partita tra Italia e Israele, di cui stiamo continuando a parlare in questi giorni, ma appunto oggi ripartiamo da qui, dal cicloturismo, dal turismo lento non solo a Udine. Abbiamo sentito le parole di Vinanzi anche su quanto sia importante questa modalità turistica anche nel territorio comunale, in più generale sul fronte regionale, perché si sta puntando molto, no, Cristian Sergo, su questo, insomma, negli ultimi tempi e non solo. Sarebbe ora. No, nel senso che sì, sono tanti anni che ovviamente abbiamo sempre detto e sostenuto come Movimento 5 Stelle, è una forma di turismo molto richiesta, soprattutto dai turisti anche delle nazioni limitrofe. Faccio un esempio, l'Austria, dove sono molto più abituati di noi a fare questo tipo di attività. È chiaro che prepararci per accoglierli e dar loro tutti i servizi necessari è sicuramente importante. Noi, faccio solo un esempio, il Movimento 5 Stelle con la consigliera regionale Capozzi nell'ultimo assestamento di bilancio ha chiesto di attivare e costituire la prima pista ciclabile solare della regione, che sarebbe anche la prima d'Italia qualora venisse La realizzata. prima in Italia. Perché ci sono già in paesi evoluti come l'Olanda, no, esempi di questo tipo di attività, ovvero di inserire dei pannelli solari al posto del cemento, no? Si dice sempre che abbiamo anche un problema di cementificazione in questa regione, e noi continuiamo a fare strade e continueremo a fare strade. L'ultima in programma, che dovrebbe partire, la tangenziale sud, no? Con 13 km di asfalto sulle nostre campagne. La nostra idea invece è totalmente diversa. Per quanto riguarda i trasporti, bisognerebbe implementare quelli su merci, quindi quelli su ferrovia, implementare i treni, le nostre ferrovie, cosa su cui siamo fermi da 10 anni di annunci, perché poi si dice che la colpa è di chi non vuole le grandi opere. Il problema è che non le fanno perché sono improponibili. Quindi diciamo si dovrebbe puntare sempre di più su questo che si chiama turismo lento, anche perché è un turismo sicuramente sostenibile, non crea inquinamento, dà una prospettiva diversa anche ai nuovi turisti, nuovi viaggiatori. E come abbiamo visto anche quest'estate ci sono stati un po' di cambiamenti anche per quanto riguarda il turismo nella nostra regione in generale, e si va verso un turismo più, come si dice, mordi e fuggi, e non più con la possibilità di famiglie che possono stare 1 o 2 settimane e fare le ferie come magari avveniva fino a qualche anno fa, per tutta una serie di motivi che conosciamo. Abbiamo oggi anche alcuni dati, alcune stime ultime sul turismo al mare, in montagna, insomma nel territorio regionale, che vedremo dopo la pubblicità. Prima della pubblicità dunque do subito in buongiorno al consigliere Roberto Novelli. Un ben ritrovato anche lei, consigliere. Buongiorno a lei, telespettatori, e a Sergio. Allora, oggi ripartiamo dal turismo lento, dopo aver visto anche questo servizio su questa nuova iniziativa, nuova edizione dell'iniziativa FVG Bike Trail, che porterà quasi 600 iscritti a scoprire vari itinerari nel territorio regionale, e si faceva riferimento come appunto il turismo lento e anche le piste ciclabili, le reti a disposizione nel territorio regionale sono diventate un aspetto sempre più importante anche per l'attuale amministrazione regionale, che ha fatto investimenti anche in tal senso. Beh, certo, direi che una programmazione intelligente che sta facendo da tempo questa amministrazione regionale ha fatto sì che sia in opera uno sviluppo delle piste ciclabili che sta innervando tutta la regione, con prospettive peraltro anche di nuove piste ciclabili che andranno nella direzione appunto di potenziare quella che è un'attività fisica importante, salutista, ma anche e soprattutto una prospettiva di implementazione di quello che è il cosiddetto turismo lento. Credo che in corso d'opera ci siano diverse iniziative che, come sempre quando si tratta di opere pubbliche, trovano delle difficoltà poi nella messa in opera, ma
i dati dimostrano come questa regione stia diventando sempre più attrattiva, un'attrattività che è legata naturalmente a una promozione intelligente di quello che è l'incoming turistico e quindi anche i servizi che vengono offerti, ma anche e soprattutto rispetto a quello che è un servizio che noi riusciamo a dare proprio implementando e migliorando quella che è la rete delle nostre piste ciclabili. Insomma, tutti quanti noi siamo consapevoli, indipendentemente da dove viviamo, con delle differenze naturalmente, di quanto lo sport del ciclismo e quanto il ciclismo turistico si sia implementato. E queste cose non succedono per caso. Bene, allora avremo anche questa doppia pagina al rientro dalla pubblicità con alcuni dati del trimestre maggio-luglio, dati appunto dall'amministrazione regionale, il commento anche dell'assessore Bini e il punto anche sul Trieste Airport su cui ragioneremo. Restate con noi, a tra poco. Ben ritrovati, siamo sempre in compagnia di Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle e di Roberto Novelli, consigliere regionale di Forza Italia. Allora, riprendiamo da queste pagine sulle presenze turistiche del Messaggero Veneto. Il maltempo non frena il turismo in regione, presenze in crescita grazie a città in montagna. I dati del trimestre maggio-luglio fanno segnare un più 3,2% complessivo, sale il gradimento da parte degli italiani, ne sono arrivati 100.000 in più. Nella sostanza, scrive Piero Talandini, il bilancio è ancora necessariamente provvisorio, ma la stagione turistica estiva nel territorio regionale fa segnare anche in questo 2025 una tendenza in crescita, stando agli ultimi dati disponibili sulle presenze, quelli trimestrali aggiornati al 31 luglio, che mostrano numeri confortanti, pur includendo un mese che ha proposto uno scenario climatico non ideale, considerando le frequenti piogge. Ovviamente si attendono i numeri ufficiali di agosto, però si parla di trend significativo riguardo al gradimento che la regione ha finora riscosso tra i turisti del bel paese. Più italiani, stando ai dati dell'ufficio statistico di Promoturismo, si sono registrate in tutto poco meno di 4 milioni e mezzo di presenze turistiche nel trimestre considerate, con un più 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, e a influire sulla performance è stata proprio la crescita di visitatori italiani dopo un triennio caratterizzato invece dall'aumento esponenziale della componente internazionale. Il mare tiene, l'effetto traino, anche si parla di Trieste e di Go 2025, meno brillanti le località balneari che comunque tengono, gradimento all'estero che continua a essere elevato, la montagna che attira, si è riflettuto già anche in questi spazi in merito ai grandi eventi, insomma alla scelta di molte persone quest'anno anche di puntare sulla montagna, anche se magari con pernottamenti un po' più brevi rispetto al passato. Al momento sono 120 le imprese alberghiere che aderiscono all'iniziativa e i comuni che hanno voluto anche aderire all'iniziativa del voucher. Ecco qui il voucher Turest FVG di cui abbiamo parlato, volto a incentivare le presenze turistiche sul territorio, ed è stato utilizzato principalmente nelle località montane. Si parla anche di boom delle città comunque locali, ci sono ancora tanti dati, ma in sostanza ne esce una fotografia positiva. Cosa ne pensa per i dati che sono al momento a disposizione? Riparto allora dal consigliere Novelli, ecco, con uno sguardo regionale. Beh, allora, bisogna... No, sentivo. Ecco, credo sia importante fare un'analisi oggettiva dei dati che ci vengono man mano forniti. Il turismo in Regione Friuli-Venezia Giulia in questi anni si è implementato per tutta una serie di fattori, un po' la scoperta di una regione che era una regione poco conosciuta. Questo è avvenuto grazie a una programmazione legata al marketing del marchio Io sono Friuli Venezia Giulia intelligente,
che ha incominciato a suscitare la curiosità da parte dei potenziali visitatori e turisti per una regione che era sempre stata considerata una regione non appetibile per passare le proprie vacanze. Quindi abbiamo un'azione intelligente con le risorse necessarie da parte della regione Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda la promozione del marketing e lo sviluppo di quello che è un messaggio positivo. Abbiamo una regione che non ha nulla da invidiare da un punto di vista naturalistico, storico e culturale ad altre regioni, e abbiamo avuto e stiamo avendo, seppur in modo differenziato nelle diverse aree, un'interessante implementazione e miglioramento dei servizi e quindi anche delle infrastrutture, pensiamo alle piste ciclabili che vengono offerte ai turisti. Il turismo basta, il turismo da solo non basta, ma legato a tutte quelle che sono anche le iniziative che moltissime associazioni sportive, enti di volontariato attivano continuamente. Pensiamo alle iniziative legate alle attività all'aria aperta, allo sport, con anche delle carature nazionali o internazionali. Ecco, tutto questo sta creando quello che è il movimento, definiamolo il movimento turistico del Friuli Venezia Giulia, che guardato in prospettiva è molto, dinamico. Guardandolo invece attraverso lo specchietto retrovisore, come fa ancora qualcuno, si continua a ripetere che non siamo adeguati, che non si fa abbastanza, ma i numeri e le realtà sul territorio lo dimostrano. Ecco, se posso dire un'ultima cosa, è chiaro che noi abbiamo dei gioielli che sono le città patrimonio UNESCO. Su questo la Regione ci ha messo gli occhi da tempo, ma ecco, qui bisogna lavorarci ancora. Si era ragionato nei giorni scorsi anche sul cartellone, in cui sarebbe magari da apportare alcune migliorie nella programmazione, ecco, dei principali eventi, questo in occasione in particolare della presentazione di 2 rievocazioni storiche che si terranno per esempio questo stesso fine settimana, quindi si è ragionato in precedenza con altri ospiti sulla necessità magari di coordinare meglio le date di determinati... Fondamentale. È d'accordo. E siccome molto spesso queste iniziative che si sommano sono legate a una programmazione anche delle amministrazioni comunali, ecco che a questo punto bisogna che ci sia più connessione. Questo è un dato assolutamente che va migliorato, non ci sono dubbi. Sergo, cosa ne pensa delle parole anche del consigliere Novelli? Sicuramente per quanto riguarda l'accavallamento di eventi, magari sì, si può lavorare, sarà difficile arrivare a spalmare tutti gli eventi su 365 giorni all'anno, anche perché poi soprattutto diciamo, per chi fa turismo d'estate, quelli sono i weekend, per cui diciamo, è difficile, ma proprio per questo serve una regia, serve un coordinamento che dovrebbe essere Promoturismo FVG, nel senso è quella agenzia nata apposta per anche coordinare, sostenere, finanziare, pubblicizzare gli eventi, per cui è chiaro che se arrivano anche delle richieste di finanziamento, a quel punto qualcuno dovrebbe anche dire sì, guarda che abbiamo già un evento organizzato, poi non è che possiamo chiedere ai nostri comuni di organizzare i prossimi weekend 2 o 3 anni, così il primo che arriva meglio alloggia, però ripeto, sicuramente si può fare qualcosina in più su questo. Prima parlavamo di turismo, io ricordo anche un intervento che ha fatto di recente il collega Novelli, no? Per quanto riguarda le valli dell'Antisone, il turismo lento, come si diceva, implementare quel turismo lì, diciamo, veniva quasi in risposta alla richiesta di installare un parco eolico sulle nostre colline, in questo caso delle valli, e su questo noi dobbiamo anche stare attenti, e visto che parliamo di programmazione dobbiamo anche prevedere che stiamo autorizzando e abbiamo autorizzato tantissimi impianti anche diciamo come quelli a fonti rinnovabili
su terreni che andranno a modificare anche diciamo, l'aspetto paesaggistico della nostra regione. Ora il parco eolico a che punto siamo? Perché eravamo rimasti con la mobilitazione con, se non ricordo male, il termine del 6 agosto, non vorrei sbagliarmi, sì, no, per la presentazione anche della documentazione da parte dei sindaci contrari. È tutto fermo, nel senso che da quella volta la regione non si è ancora mossa per dire sì o no o per chiedere le canoniche integrazioni che si chiedono a un proponente che presenta un progetto lacunoso tanto da scatenare una serie di osservazioni non indifferenti, però attendiamo. C'erano state comunque parole bipartisan anche da parte dei vari consiglieri regionali, abbiamo sentito le parole di grande attenzione anche di Scocimarro rispetto a questo progetto, no? E anche diversi consiglieri si erano già espressi contro. Prego Novelli, lei aggiornamenti, cosa ci può dire in merito? Allora, la contrarietà politica, visto che parliamo in questo momento di politica, è stata esplicitata in modo chiaro a partire dall'assessore Scocimarro e a scendere rispetto a tutti gli amministratori, certamente che delle zone interessate e non solo, e anche da parte dei consiglieri regionali. In questo momento la Regione sta valutando quelle che sono le osservazioni, naturalmente è un processo che richiede del tempo e qui stiamo parlando di valutazioni di tipo tecnico, non politico. È chiaro che stiamo tutti facendo la nostra parte per far sì che questa assurda richiesta da parte di una società proponente che peraltro ha proposto pari fotocopiando gli stessi progetti in diverse parti d'Italia non abbia un percorso che possa arrivare a compimento, in base anche a tutte le osservazioni e alle intelligenti osservazioni professionali peraltro che sono state proposte dal comitato e dai vari professionisti. Mi permetterei di dire che davvero questo progetto ha i piedi d'argilla, però dobbiamo sempre considerare che in queste condizioni, in queste situazioni, la politica ha un ruolo, ma gli aspetti tecnici li valutano gli uffici. Vediamo fare cenno di no alla Sergo, prego. Vediamo non concordare Sergo. Gli uffici dicevano di sì. Vediamo di dire le cose come stanno. Ecco. Diciamo le cose come stanno, basterebbe leggere le sentenze del Consiglio di Stato dove dicono che la valutazione di impatto ambientale è un aspetto politico e non tecnico. Beh, ci sono comunque delle procedure tecniche da rispettare. No. Allora, ci sono ovviamente delle procedure tecniche perché bisogna poi motivare un no o un sì, però, ripeto, il Consiglio di Stato dice che la valutazione di impatto ambientale degli impianti è un aspetto politico. Questo cosa vuol dire? Che le amministrazioni, in questo caso l'amministrazione regionale o le amministrazioni comunali, quando esprimono i loro pareri, hanno tutta la possibilità di usare la loro discrezione per dire sì o no a un determinato impianto sulla base di che cosa? Di quella che è la programmazione locale e quindi di quello che vuole un comune per quel terreno. Come dicevamo prima, se un comune punta tutto sul turismo sostenibile, sul paesaggio e quant'altro, non può accettare un impianto che gli va a impattare esattamente queste cose. Questo lei dice a prescindere dalla normativa fino a quel momento comunque. No, la normativa... Perché anche il Comune di Udine, abbiamo visto in determinati casi, ha dovuto dare solo l'avallo degli uffici tecnico e determinate procedure. Sì, su determinate potenze. Qui stiamo parlando di impianto di 28 megawatt, quindi sono impianti più grandi. Però diciamo il fatto che in questo momento le decisioni sono state demandate ai tecnici in Friuli Venezia Giulia è un caso totalmente regionale, cioè c'è stata una scelta politica di questa giunta regionale di dire noi non ci assumiamo la responsabilità di dire sì o no agli impianti, lo facciamo fare ai tecnici. Ma questo è, tra virgolette, ripeto, una decisione che è stata fatta ancora nella passata legislatura, quando ero consigliere, per quello la conosco e l'avevamo già contestata quella volta, è una decisione che ha preso questa giunta. Tant'è che cosa succede? Noi
Per gli impianti regionali la valutazione di impatto ambientale viene firmata dagli uffici tecnici della regione che dicono sì o no agli impianti e la giunta regionale non si esprime neanche su quella procedura. Sugli impianti invece di via nazionale, quelli un po' più grandi, il parere viene espresso dalla regione e lo firma il presidente della regione, perché è un atto politico ed è così ovviamente in tutta Italia, in questa regione no. Però a prescindere adesso se è politico o meno, l'importante è che siamo contrari. Allora, una replica per consigliere di maggioranza Novelli. In questo momento stai dando delle informazioni che sono delle informazioni volutamente, sottilmente non corrette, e lo sai anche tu, facendo uscire un messaggio che è un messaggio dove tu stai dicendo: guardate che questa regione è l'unica regione in Italia dove la politica prende la patata bollente, la passa agli uffici tecnici e saranno loro a decidere. Allora, io credo che ci voglia serietà. Ce n'è un'altra. La politica, no, su queste cose ci vuole serietà. Ce n'è un'altra, dimmi se ce n'è un'altra. La politica si è espressa in modo chiaro, a partire da chi amministra e governa questa regione, sull'impianto, sulla possibilità dell'impianto, e ha decisamente detto no a questo impianto. Poi ci sono le valutazioni tecniche, quindi l'esito finale incorpora una componente politica, perché riflette chiaramente un bilanciamento di interessi pubblici non solo ambientali, ma anche economici e locali. Ma le valutazioni sono le valutazioni politiche che derivano da quanto i tecnici hanno esaminato e hanno valutato. Perché se fosse così sarebbe tutto molto facile. Allora la politica è contraria, punto, e qui su questo non si discute. Allora tu stai dicendo a chi ci ascolta: ah, guardate, basta soltanto che la politica, invece di dire soltanto che è contraria, sia contraria davvero, e questa cosa si chiude in un cassetto. Santo cielo, un po' di correttezza su questa roba qua. Se tu fai determinate motivazioni e non dici no a prescindere, come ti piace utilizzare questo termine, è così. Funziona così. C'è stato detto no a prescindere da tutti, a partire dall'assessore. Ma infatti il no a prescindere, come dici, ma sicuramente sì, ma infatti io non sto parlando del parco eolico. Io non sto parlando del parco eolico, io ho fatto una ricostruzione di quella che è la normativa sulla valutazione di impatto ambientale. Non siamo tonti, stiamo parlando del parco eolico. Consigliere Novelli, lei già 3 mesi fa ha fatto una figuraccia a livello regionale. Va bene. Siete quelli che sapete tutto. Basterebbe studiare. Quando avete avuto l'occasione di fare qualcosa avete inventato i banchi a rotelle, il reddito di cittadinanza e altre sciocchezze che hanno ingabbiato sto paese. È vero che ascoltando era inteso associato. Comunque saremo qua pronti. Devo ricordare cosa ha fatto Forza Italia. Saremo pronti ad aggiornare sugli sviluppi, come sempre a dare la parola a tutte le parti coinvolte quando chiunque vuole raggiungere qualcosa vorrà farlo. Vi riporto invece sul tema anche delle proposte per la valorizzazione delle valli del Natisone. Novelli, è vero che c'era questa proposta per creare anche lì dei nuovi percorsi itinerali per valorizzare anche così il territorio delle valli del Natisone? Certo, allora sul tema delle valli del Natisone credo che per la prima volta un'amministrazione regionale guarda davvero con interesse a un territorio che peraltro è un territorio magico per una serie di motivi, perché è un territorio che è chiuso in uno scrigno sostanzialmente, con delle caratteristiche uniche anche da un punto di vista ambientale, e che confina, o meglio confinava, insomma, con quello che era l'Est Europa. Quindi c'è un intreccio anche di culture dove il turista trova anche delle dimensioni che sono molto particolari, che non si trovano da altre parti. Però per poter dare veramente lo slancio che serve a questo territorio bisogna metterci anima e cuore, testa e gambe, e questo sta succedendo grazie alle amministrazioni locali che fanno naturalmente quello che possono, a questa importante presenza di associazioni che stanno creando moltissimi eventi, a un'infrastrutturazione, seppur non di altissimo
cabotaggio, perché si stanno comunque creando tutta una serie di attività che sono legate alla ricezione, e inoltre non so, penso al Monte Mataiura, ai soldi che stiamo investendo anche per rimettere attraverso la comunità montana in funzione l'osservatorio, alla presenza di questo rifugio, che comunque è un luogo che ha una sua attrattività per via della possibilità del turista di fermarsi e anche di rifucillarsi, ma questo è un pezzo. Ma il sistema Valli del Natisone è un sistema che sta ingranando e sta attirando sempre più un certo tipo di turismo, che non è il turismo balneare, non è il turismo naturalmente delle città d'arte, però ha il vantaggio di essere sostanzialmente contiguo a quella che è una città d'arte, che è Cividale del Friuli, che è patrimonio UNESCO. Per cui l'insieme, la valorizzazione, l'investimento, l'attenzione su un territorio, che è un territorio da un punto di vista chilometrico molto, molto compresso, ma da un punto di vista di contenuti molto, ma molto ampio. E quindi il turista dalle valli del Natisone, con un certo tipo di attrattività turistica, Cividale del Friuli, località di interesse storico-monumentale, patrimonio UNESCO. Vorrei tra poco, abbiamo una chiamata in arrivo, per cui diamo subito la parola al nostro telespettatore o telespettatrice. Vorrei poi richiamarvi sulle celebrazioni ieri, la commemorazione del 60° anniversario dall'alluvione a Latisana. Però ascoltiamo subito chi ci sta contattando. Buongiorno. Buongiorno, Lucio da Pavia di Udine. Buongiorno Lucio, prego. Allora, Pavia di Udine è stata pesantemente investita da impianti green, per non dire farlocchi. Siamo stati tra i primi ad avere l'impianto a biogas, siamo stati i secondi a vederlo incendiato, e adesso stanno crescendo i pannelli fotovoltaici come funghi. Ufficio tecnico, non possiamo fare niente, hanno le autorizzazioni regionali. Stanno costruendo a Cortello, stanno costruendo un impianto a 20 metri da una chiesa medievale, cioè Roderi, la chiesa di Sant'Agata, San Tommaso e un altro santo che non mi viene in mente il nome. 20 metri. No, ma non è. Guarda, c'è un libro che parla di questo, ma l'autorizzazione regionale non possono farci niente. Stanno costruendo impianti vicino alla Roggia, che è Roggia di Palma, che è tutelata dalle Belle Arti, ma c'è l'autorizzazione regionale, non possiamo farci niente. E dopo, ultima cosa, Pavia, oltre Po Pavese, c'è un paese che si chiama Verretto, aveva un impianto da 3,2 megawatt. I pannelli fotovoltaici sono stati sparsi in tutto il comune. I pannelli, quando si rompono, disperdono sostanze pericolose. Lì sono sugli aspetti tecnici. Comunque Chiara la sua, adesso devo tra poco lanciare la pubblicità, lascio ai nostri ospiti un commento sull'esigenza, sì, prego, di equilibrio, lei dice, con la tutela del territorio e la necessità che comunque ci sia le richieste per una transazione green. È chiaro, abbiamo parlato di là dei singoli casi su cui gli aspetti tecnici non siamo a conoscenza, anche lì sono di competenza degli uffici e tutto, però si pone il problema, ne abbiamo più volte parlato, della preoccupazione della popolazione, dell'equilibrio da trovare con rispetto del territorio e i necessari cambiamenti. Esattamente quello che dicevo prima, cioè noi ci possiamo impegnare a fare le ciclovie, ma se poi nelle ciclovie ci mettiamo impianti alti 6 metri con impianti fotovoltaici, i turisti non guarderanno più neanche le nostre montagne, guarderanno solo strutture di metallo laddove una volta c'era la nostra campagna verde friulana. Basterebbe prendere la mappa di quello che succede da Udine Sud fino a Palmanova o di quello che succederà sulla base degli impianti che sono stati già autorizzati negli ultimi 3 anni e quelli che sono richiesti ancora, che vanno avanti. Una volta quel territorio era completamente verde.
Poi noi abbiamo costruito l'elettrodotto Udine-Re Puglia e abbiamo fatto la stazione elettrica a Santa Maria la Lunga, e questo cosa ha comportato? Che tutta la campagna intorno di fatto è diventata appetibile per chi vuole installare grandi impianti fotovoltaici, perché essendo vicina alla stazione costa meno il collegamento. E noi di fatto tra Pavia di Udine, Santo Stefano, Santa Maria, Trivignano, Selvuzis, che sarà, se dovesse essere autorizzato dal Ministero, completamente circondata da impianti fotovoltaici con tutte le ville storiche anche del luogo e quant'altro. Sì, per quello dicevo prima, noi dobbiamo stare attenti, perché si parlava anche del Mataiur poco fa. Il Mataiur è esattamente il colle sopra a quello che dovrebbe essere l'impianto eolico, no? sulle nostre valli, per cui è chiaro che un impatto paesaggistico ci sarà. Per chi ci segue, tenete conto che i piloni di Terna, che sono stati eretti ormai 8 anni fa per l'elettrodotto Udine-Re Puglia, sono alti 60 metri. Le pale eoliche che vogliono installare sulle valli sono alte 200 metri. Quindi siamo oltre il triplo, no? Giusto per avere un'idea della differenza dell'altezza. Su quello che si diceva prima, ma la regione, vedete che poi quello che succede. Allora, come detto, la regione non è che può dire di no a un impianto presentato, basta tout court. La regione cosa può fare? Può, come leggeva prima il collega Novelli, contemperare gli interessi in gioco. Allora, noi è ovvio che abbiamo necessità di impianti fotovoltaici, verissimo. Noi in questa regione abbiamo un target da rispettare entro il 2030, imposto dal Ministero un anno fa. Ci hanno detto: voi dovete installare 2 gigawatt, ovvero 2000 megawatt di impianti fotovoltaici nella regione dal 2022, partendo 2 anni indietro, fino al 2030. Noi ogni anno abbiamo un target. Noi il target del 31 dicembre 2024, l'ultimo anno passato, l'abbiamo già superato. In questo momento abbiamo già superato il target al 31 dicembre 2025 e abbiamo superato il target al 31 dicembre 2026. Cioè, se noi per 1 anno e mezzo non costruissimo neanche un impianto fotovoltaico su un'abitazione, saremmo in linea con quello che ci è stato chiesto. Sia tanto, sia poco, è sufficiente o non è sufficiente, così è. Di questi 700 megawatt che noi abbiamo già realizzato rispetto ai 1.900 che dovremmo fare entro il 2030, risultano installati nella nostra regione, dati Terna, solamente 4 impianti sopra i 10 megawatt. Cioè, questo vuol dire che tutti i grandi impianti di cui faceva riferimento il signore prima, che grosso modo molti sono in fase di realizzazione, o molti stanno aspettando di essere connessi alla rete, perché abbiamo un problema di sovraccarico anche sulla nostra rete, per cui stiamo realizzando molti più impianti di quelli che sosteniamo, e quindi sono fermi lì. Noi ne abbiamo circa 60 che sono oltre i 5 megawatt che dobbiamo aspettare di vederli realizzati. Solo realizzando quelli che già abbiamo autorizzato in passato, noi supereremo anche i target del 2030 e sicuramente anche quelli, diciamo, ulteriori. Questo cosa vuol dire? Che se io devo fare una comparazione di interessi, dovrei anche dire: ok, ma questo impianto mi serve o non mi serve? Serve alla decarbonizzazione o serve solo al privato che giustamente fa la sua proposta per fare un investimento sul nostro territorio? E questo ragionamento lo si può fare anche per il biometano, dove anche lì abbiamo già ampiamente superato quelli che sono i dati diciamo, previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, anche questo aggiornato nel 2024, o per le batterie di accumulo, che poi ogni magari tanto, poi vediamo se riusciamo a riaffrontare il tema, perché devo prima di pubblicità lasciare necessariamente qualche minuto di replica anche al consigliere Novelli. Prego, consigliere. Allora, qui siamo come al solito a vendere fumo ai cittadini. Allora, tutti sappiamo che tutti, indistintamente, sappiamo che la volontà politica è quella di ridurre quella che è l'occupazione dei terreni agricoli da parte di queste superfici vetrate che
sono brutte esteticamente, ma sottraggono anche terreno all'agricoltura. Lo sappiamo tutti e cerchiamo, peraltro, con le norme legislative di cui abbiamo competenza, di fare il possibile, ad esempio con la norma sulle aree idonee, che però è stata anche impugnata dal TAR del Lazio, dove dove hanno sentenziato che la Regione non può, definendo un'area non idonea, vietare l'installazione dei pannelli fotovoltaici. Questo lo sappiamo tutti e per onestà intellettuale dobbiamo dirlo, ma per altrettanta onestà intellettuale dobbiamo anche dire che questa amministrazione regionale sta cercando di utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per far sì che si trovi quell'equilibrio tra l'installazione degli strumenti per l'energia che servono a produrre energia pulita, energia green, e poi le conseguenze che invece queste installazioni così che sono ormai indiscriminate provocano. Anche perché se vale il ragionamento che abbiamo fatto prima su un certo tipo di turismo, se vale il ragionamento che abbiamo fatto prima sulle competenze legislative, se vale il fatto che ci sono anche in noi delle sentenze che ingabbiano un po' quelle che sono le procedure che la Regione può attivare per limitare determinati percorsi, insomma, la conseguenza è quella di sapere, che il cittadino sappia che la Regione non è assolutamente una Regione che vede con favore questo incremento delle aree dove vengono installati i pannelli fotovoltaici o le pale eoliche di 200 metri di altezza, peggio ancora. Quindi cerchiamo di dire le cose come stanno, con le difficoltà che ci sono naturalmente e che non dipendono da chi ha determinati strumenti e non può usarne altri. Chiara la sua posizione. Devo assolutamente mandare la pubblicità, a tra poco. Ben ritrovati, ultima parte di Sveglia Friuli. Ho a disposizione ancora 10 minuti esatti i nostri ospiti, il consigliere regionale Roberto Novelli di Forza Italia e il coordinatore provinciale per Udine del Movimento 5 Stelle Cristian Sergo. Allora ci sono due temi che vorrei affrontare, quindi qua dovremo avere un ritmo molto sostenuto per poterli affrontare assieme. Innanzitutto le richieste fatte ancora dal territorio in merito alla messa in sicurezza del tagliamento, qua le celebrazioni e le commemorazioni di 60 anni dall'alluvione, con questo corteo che vediamo con le autorità che c'è stato a Latisana, e poi il tema chiaramente delle polemiche sull'evento della partita delle nazionali Italia-Israele, partita calcistica del 14 ottobre. Allora ripartiamo dalle richieste del territorio, io riprendo questa doppia pagina, nel frattempo abbiamo ancora anche una chiamata in arrivo, allora chiedo un attimo di pazienza a chi ci sta contattando, perché Latisana ieri si è fermata per ricordare anche le vittime dell'alluvione del 2 settembre 1965, una svolta senza retorica, 1 migliaio le persone che hanno partecipato alle commemorazioni, oltre 20 sindaci presenti, e c'è stato l'appello ulteriore anche da parte di Monsignor Fant, che ha spronato la politica nel corso della messa in Duomo dicendo: servono le opere, dunque anche a costo di perdere qualche voto, agite di coscienza, un appello alle varie autorità, amministratori comunali, regionali e nazionali, perché si intervenga per mettere in sicurezza il più possibile il territorio. Sappiamo che permangono delle divisioni rispetto a come intervenire. Allora parto velocemente da lei, Sergo. Ha totalmente ragione il parroco, torno a ribadire, servono le opere, servono dal 2016, quando questa regione ha deciso di non fare le casse di espansione che erano previste lungo il medio corso, e ha deciso di concentrare 38 milioni di euro che erano già stati stanziati dallo Stato alla regione, che erano fermi da una decina d'anni, ha deciso di stanziarli su 3 opere da realizzare a Latisana. 3. Di queste 3 ne ha realizzata solo una. Manca ancora il ponte stradale, su cui ci sono voluti 9 anni per decidere il progetto da farsi, e
manca tutto l'appalto, tutti i lavori, per cui ci vorranno un po' di anni, però insomma almeno lì pare che per quanto riguarda almeno il Comune di Latisana abbiamo deciso il progetto come deve essere fatto, c'è qualche resistenza, mi pare ancora sul Comune di San Michele a Tagliamento, ma sono passati 9 anni. E mancano ancora le arginature del tratto da Latisana a Lignano. Questo perché? Perché negli ultimi anni c'è stata una scelta che in teoria dovrebbe essere tecnica, io non vorrei che sia politica, che riguarda più che altro anche qui la parte veneta, dove si è deciso praticamente di modificare quello che è il deflusso delle acque sostanzialmente da Latisana in giù e di prevedere una determinata portata che doveva essere molto consistente verso la regione Veneto e quindi verso la loro laguna. E invece per le resistenze del Veneto si è deciso di trasportare di nuovo quelle acque nel nostro tratto terminale e qui si è creato praticamente un imbuto che adesso si cerca di risolvere e l'assessore Scocimarro dice che vuole il parere di un grandissimo luminare, ma lo dice da 2 anni, io non so se ce la fa sto luminare a darci parere, noi attendiamo con fiducia perché se questo serve a sbloccare la situazione e ci viene detto quello che già uno studio affermava nel 2015, ovvero che solamente rafforzando la portata, che in caso di alluvione ovviamente deve essere trasferita verso la Regione Veneto, c'era uno studio pagato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia che confermava la fattibilità di quest'opera, noi avremmo, non dico risolto i problemi di sicurezza dei latisanesi, però questo è perché ovviamente di fronte a un caso eccezionale, la famosa pena di 300 anni, nessuno può far nulla. Avete visto quello che è successo a Trieste ieri, no? Quindi fra poco qualcuno si inventerà di fare il Mose anche nell'Adriatico per evitare che Trieste vada sott'acqua ogni pioggia, però questo è. Allora, parola a lei, consigliere, e poi al nostro telespettatore invito tutti a essere brevi. Chiaramente la replica adeguata anche ai minuti spesi da Sergo, perché poi l'ultima battuta è comunque su anche la partita. Prego consigliere. Credo che quello che è uscito dalle commemorazioni di ieri sia, come dire, una sorta di momento catartico dove si dice attenzione, dobbiamo trovare dei punti necessariamente di equilibrio tra i vari interessi o i vari punti di vista su delle opere che devono essere fatte. Io non sono un tecnico, non ho la competenza che ha in questo momento messo in campo il collega Sergo, dico soltanto che sono passati 60 anni e sono passati 60 anni dove indubbiamente si è cercato di andare in direzioni a volte antagoniste rispetto a quella che veniva venduta come la soluzione. Allora, è vero, certamente è vero il tema Veneto, questo è un aspetto. Ed è un aspetto che naturalmente crea tutta una serie di difficoltà anche da parte della regione Friuli-Venezia Giulia, perché noi non possiamo andare a casa d'altri a dire quello che devono fare. È certo però che quello che l'assessore Scocimarro sta dicendo, e secondo me è corretto, qui non è che dobbiamo andare a cercare delle soluzioni a capocchia, in base al sentiment o a quello che ci sembrerebbe più giusto fare. Qui ci deve essere davvero qualcuno che magari con progetti diversi, con inserimenti diversi, ci venga a dare un ventaglio di possibilità che poi la politica sceglie. Ed ecco scelte tecniche. Ed ecco che poi la politica fa una scelta e a quel punto deve avere il coraggio di andare magari in dissonanza rispetto a un territorio, rispetto all'altro. L'importante è la soluzione, questo è evidente, è evidente. Abbiamo una chiamata allora, velocemente, buongiorno, chi ci sta chiamando? Buongiorno, mi chiamo Nevio, sto chiamando da Udine, sono velocissimo. Grazie. Niente, volevo per l'ennesima volta, che io devo fare i complimenti alla vostra televisione,
Guardi, allora io volevo denunciare il solito discorso del parco del Martiri delle Foibe, del parcheggio antistante al parco dei Martiri delle Foibe, pieno di bottiglie rotte e una discarica a cielo aperto, e trovo anche ridicolo perché il comune lì non è colpa della regione, è inutile che lui dica mi ha fatto la bua e giù alla regione a chiedere non so cosa. E con le scuse della regione che non fa il suo dovere. Appello anche alla prefettura, al sindaco per di nuovo riflettere sulle situazioni io dico una cosa, visto che nessuno toglie questa discarica a cielo aperto, almeno che tolgano i parcheggi blu, che non facciano pagare ai residenti il parcheggio blu, perché il sindaco De Toni si accorge della discarica, cioè sanno tutti che c'è questa zona, perché quando vanno a fare le cose certo, una zona blu, ecco. È una Poi zona... un'altra cosa, sì. Mancano i cestini in piazzale del teatro, non c'è un cestino. L'altro giorno mi sono trovato lì che avevo una carta in mano, non sapevo dove buttarla. E allora, noi rilanciamo, perché ricordo che ci aveva già rilanciato questa criticità. La rilanciamo. La prossima volta la butto per terra la carta. No. Ecco, comunque è importante, la ringraziamo sempre per la sua attenzione, partecipazione e condivisione delle sue... sono cose che bisogna, se no che tolgano i parcheggi blu, che non facciano pagare se io devo parcheggiare la macchina rischiando, mi faccia pensare. Grazie Nevio, noi staremo sempre attenti anche alle situazioni del territorio. Allora, un'ultima velocissima battuta, se può ancora un minuto fermarsi consigliere. Ovviamente cosa se la sente di aggiungere rispetto alle prese di posizione, alle polemiche che abbiamo visto conseguenti alla partita prevista tra Italia e Israele? Premetto, io credo che Israele stia avendo una reazione che è eccessiva, ma nello stesso tempo è un popolo che vive difendendosi, perché è circondato da paesi che vorrebbero la sua scomparsa. A questo ci aggiungo il terrorismo e quindi comprendo che sia necessario reagire, comprendo le reazioni israeliane, anche se qui forse abbiamo ecceduto. Per una sintesi molto banale che sto facendo per arrivare alla partita. Vogliamo finirla, facciamo giocare questa partita. Abbiamo sbagliato anche da parte della politica di centrodestra a dire no ad alcuni eventi sportivi che erano legati a nazionali o ad atleti che arrivavano da paesi che in quel momento ci erano invisi, ma diciamo che abbiamo sbagliato. Proviamo a ripartire e mettiamo in evidenza una cosa: lo sport è qualcosa di diverso rispetto alla politica e incominciamo a ragionare in modo ecumenico dicendo quando ci sono importanti manifestazioni sportive si facciano, perché le società sportive o le nazionali possano parteciparvi, e chiudiamo queste polemiche. È evidente che poi intorno a tutto questo ci sono i movimenti che purtroppo troppo spesso sono dei movimenti violenti che sono costruiti e deputati espressamente per creare disordini, oltre che legittime prese di posizione, proteste che possono essere mobilitazione contrarie. Anche civile, abbiamo visto le iniziative della flottiglia, comunque di fronte a questo dramma umanitario tante le persone anche che non fanno parte di movimenti o associazioni che comunque si sono mobilitate, questo bisogna dirlo, anche in forma pacifica, quindi è giusto dirlo. L'ultimo minuto a lei, poi vi lascerò andare, prego Sergio. Basterebbe ricordare quella che è stata la manifestazione di un anno fa, quando già si parlava di un'Italia-Israele, in quel caso per un altro tipo di qualificazione, che è stata fatta a Udine, totalmente pacifica, non è successo nessun disordine, non è successo nulla, e c'è gente che ovviamente manifesta contro, diciamo, questo tipo di manifestazioni, perché guardi, se fosse vero che in tutto il mondo c'è sempre, diciamo, è stato vigente il principio che le nazionali possono partecipare alle competizioni olimpiche, la politica non si deve mettere in mezzo, eccetera,
potremmo anche accettarlo. Avremmo accettato anche il Sudafrica quando faceva l'apartheid, avremmo detto sì, bravi i sudafricani e gli atleti sudafricani. Il problema qual è? Che un conto sono gli atleti. Noi in questo momento, vabbè adesso non ce ne sono più, sì. Però no, dico solo una cosa, un conto sono gli atleti, ci sono gli internazionali di tennis, il Grande Slam, l'US Open, gli atleti russi giocano. Solo che gli viene tolta la parola Russia quando c'è la sovrapposizione. Gli atleti russi giocano, non giocano le nazionali. Perché? Perché in quel momento rappresentano la nazionale, non il singolo atleta, rappresentano il loro paese. Allora se noi siamo contrari su quello che sta facendo il governo di un singolo paese, come lo eravamo per l'apartheid ed escludevamo il Sudafrica, dovremmo essere ovviamente coerenti nel dire che anche con Israele abbiamo un problema. Chiare le rispettive posizioni, allora grazie a Cristian Sergo.